Pomigliano ha ospitato il 10° campionato nazionale Canicross Elite Xen 2025 e il 4° campionato nazionale Canicross Esordienti Xen. L'evento, che combina la corsa degli atleti alla compagnia del proprio cane, è stato organizzato da Canicross Italia Xen ed è il più grande a livello nazionale targato Xen, pensato per riunire tutto il movimento del canicross italiano. A partecipare più di 150 atleti provenienti da tutta Italia che hanno superato le preselezioni ed hanno quindi partecipato alla competizione finale. Tantissimi i cani che hanno preso parte alle gare, appartenenti a qualunque razza che abbia attitudine alla corsa. A gareggiare anche un gruppo di atleti con disabilità nella categoria Adapted. Il canicross è una delle discipline più belle che il cane possa svolgere, perché in pratica siamo nei prati, siamo nei boschi, il cane piace correre, ai conduttori piace correre, quindi questo binomio che si crea nel canicross è bellissimo. Da quanto tempo esiste in Italia quindi questa disciplina? Allora, la disciplina c'è sempre stata perché è la preparazione dei masher, quelli che vanno sulla slitta d'estate, solo che il canicross come l'abbiamo organizzato adesso è presente in Italia dal 2012. Dal 2012 ha fatto grandi passi in avanti, credo. Quante persone ormai aderiscono a questo movimento? Ormai il movimento si è sviluppato tantissimo dal 2012 ad oggi e abbiamo organizzato già un campionato europeo nel 2017 e l'anno scorso abbiamo organizzato il campionato del mondo che ha portato in Italia 30 nazioni di 3 continenti. Ogni anno scegliete quindi una location differente per il campionato nazionale. Perché avete scelto Mortegliano? Perché sono quelle zone dove lo sport è meno conosciuto, quindi portiamo il campionato nazionale in modo che tutti possano vederlo e magari si sviluppa anche da queste parti questo sport e questa attività. Quanti sono gli atleti quest'anno che partecipano a Mortegliano? A Mortegliano abbiamo portato 160 atleti, che è una selezione di atleti perché non tutti vengono a fare la finale nazionale, quindi 160 quest'anno e speriamo che la prossima edizione aumenti. Però ci sono tantissimi cani, non solo 160, perché ogni persona ne porta anche di più di uno. Sì, oggi qui abbiamo più o meno dai 300 ai 350 cani perché facciamo una media di 2 cani a persona, anche se qualcuno ne porta 3, 4 che porta tutta la sua famiglia, non li lasciano mai a casa e questi cani sono adorati dai loro conduttori. Giuliano Clinori, campionato nazionale Xen Canicross 2025 a Mortegliano. Il Friuli accoglie questo bel evento. Qual è il tuo commento? Finalmente io ho fatto 6 anni fa l'apertura di questa nuova disciplina proprio a Bormio. Siamo riusciti a avere una tappa nazionale quest'anno, motivo di grande orgoglio per noi averli qua, però noi puntiamo insieme al responsabile nazionale nostro Franco Quercia di portare i mondiali in Friuli. Vuol dire avere 1500 atleti che vengono da tutto il mondo, quindi oggi è una specie di prova collaudo per l'organizzazione, ma l'obiettivo è quello, portare in Friuli i campionati del mondo. Una grande occasione per poter valorizzare la nostra regione e anche perché questo è uno sport inclusivo. Sì, è uno sport assolutamente inclusivo, c'è anche lo spazio per gli atleti con disabilità. È uno sport nuovo, appassionante, dove si unisce lo sport, la natura, gli animali, c'è tutto, è molto affascinante. Finale nazionale Canicross, sono circa 180 gli atleti provenienti da tutta Italia. Siamo in compagnia di Luca Pilato. Da dove vieni, Luca? Da Cesenatico, provincia di Forlì Cesena, Emilia Romagna. So che sono tanti anni che tu fai Canicross, dal 2016 addirittura hai partecipato ai mondiali. Sì, esatto, sono un vecchietto di questo sport ormai e ho partecipato a 3 mondiali e a un campionato europeo. Che cosa ti dà questo sport? Perché lo fai? Perché mi dà tutto, perché quando corro insieme al mio cane siamo una cosa sola e mi dà una carica pazzesca e il mio cane è gratificato e si diverte un sacco. Quanti anni ha il tuo cane? Come si chiama? Il mio cane ha 3 anni, si chiama Django. E perché secondo te è bello partecipare per un cane a queste competizioni? Che cosa offre come opportunità agli animali? Offre la loro natura, correre e senza costrizioni, perché noi non li costringiamo a fare niente, il cane sta davanti e detta lui il ritmo. Noi dobbiamo essere bravi a tenere il ritmo del cane. Grande cura e attenzione è stata riservata alla salute degli atleti e degli animali.
I partecipanti infatti erano in possesso di un certificato medico di idoneità sportiva e i cani di un certificato di vaccinazione. Gli animali inoltre sono stati controllati da medici veterinari specializzati sia alla partenza per capire se erano idonei alla gara sia all'arrivo per valutarne le condizioni fisiche. Una convenzione con una clinica veterinaria ha garantito inoltre gli interventi di urgenza durante tutta la manifestazione. Noi ci occupiamo per il Canicross delle visite per gara, siamo qui in realtà da ieri, abbiamo visitato circa 200 cani, oggi ce ne mancano solo 30 e prima delle gare di Canicross vengono sempre visitati i cani, viene fatta un controllo dei documenti, viene controllato l'apparato cardiorespiratorio, viene controllato l'apparato locomotore, le zampe che siano ben idratati, ben nutriti e che siano performanti o comunque in condizioni ottimali per poter condurre una gara in serenità. Dopo queste visite per gara ci portiamo alla parte degli arrivi per la gestione di quello che può essere qualche piccolo incidente di percorso, qualche piccolo infortunio, qualsiasi necessità dovesse sopravvenire durante il corso della gara. E la corsa al cane fa bene? Sì, ci sono delle razze poi che sono particolarmente portate per questo tipo di attività e devo dire da quando abbiamo iniziato qualche anno fa a seguire questo tipo di discipline sportive i numeri sono cresciuti in modo spaventoso, proprio perché è uno sport che piace agli umani e piace ai cani, per cui abbiamo visto di anno in anno veramente crescere i numeri dei partecipanti.